La prima cosa che si sentono dire appena entrati è di prendere posto in platea, distanziandosi almeno di una poltrona l'uno dall'altro. Le precauzioni contro il contagio da coronavirus entrano anche all'assemblea dei sindaci della città metropolitana di Venezia. A dirigerlo il sindaco Luigi Brugnaro, con accanto il prefetto Vittorio Zappalorto e l'assessore Simone Venturini. Per Campoluogo Maggiore Andrea Zampieri. Sindaco presente. Per Campo Nogara Antonio Fusatto. Prima di aprire al dibattito, Brugnaro illustra le iniziative messe in campo finora, a partire dalla sanificazione di tutti i mezzi pubblici, pratica ripetuta con cadenza giornaliera. I comuni, a partire da quelli toccati dal contagio, sono peraltro impegnati sul campo in un'attività di informazioni ai propri concittadini. Le persone si stanno informando, noi abbiamo l'ufficio comunicazione con il pubblico che riceve molte telefonate, gli uffici, soprattutto quelli legati allo sport e alla cultura, che ricevono richieste di informazioni dalle associazioni. Questo è un buon segno, si fidano dell'amministrazione comunale. Compatibilmente con le proprie competenze, poi le amministrazioni comunali si stanno preparando ad intervenire anche in ambito economico. Abbiamo un incontro con le associazioni di categoria per valutare lo slittamento di alcune imposte comunali. In modo specifico stiamo valutando lo slittamento della Tari e della COSAP. Queste sono le imposte tradizionalmente comunali. I sindaci invitano i cittadini alla calma, concordano strategie con gli imprenditori locali, poi però arrivano come mazzate comunicazioni come quella del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi, che ha sconsigliato ai suoi connazionali i viaggi non essenziali nel nord Italia. Il turismo è uno dei settori in maggiore sofferenza. Se avevamo dei dubbi su questa Europa, si sono manifestati sicuramente in modo molto evidente in questi giorni, perché effettivamente vediamo che un'Europa non c'è. Quindi questo è molto grave, perché secondo me è un segnale importante che bisogna rifondare questa Europa, perché bisogna creare un'Europa solidale anche su questi temi.